Patrizio, Angelino è andata più al documento da studio. Fischio! Dov'è? Confiate, per favore! Se va! Nel 2016 hanno vinto le rispettive categorie. Il modo migliore di iniziare l'anno nel gelo dello Sport City è scaldarsi con dolci ricordi nella penultima del girone d'andata, la 14ª. I campioni della scorsa Serie A2 dell'Atletico Fiumicino ospitano i campioni d'Italia del Cotton Club. È la prima in ordine temporale, il primo match del 2017 della Lega Calcio 8 che torna con la Serie A dopo la consueta pausa natalizia e con squadre che naturalmente come ogni anno si presentano al primo appuntamento ancora con defezioni che sono dovute a motivi vari, tra cui infortuni, ma c'è dell'altro, ci sono anche giocatori che devono ancora rientrare dalle rispettive ferie. Questi sono però i convocati da parte iniziamo dai convocati di casa dell'Atletico Fiumicino, che si schiera in maglia grigia dalla destra alla sinistra dei vostri monitor, con in porta naturalmente Alfredo Egizi, poi c'è il numero 6 Alongi con 2 Fognani, 11 Marco Maramao, numero 15 Micheli, con il 7 Stefano Mosciatti, col 16 Davide Puleio, col 10 Ismaele Solinas. In porta per il Cotton Club non c'è Simone Santarelli ma Davide Barrago, agli ordini di mister oggi per una sera Maurizio Giuseppucci, poi il numero 9 Mirko Forcina, 44 e Innocenzi, 21 scusate Lefevre con la maglia di Zamperini, 10 Matozzo, 24 Nolano, 7 Tinazzi. Prova subito a orchestrare la sua prima azione offensiva il Cotton Club, che passa da fuori per Nolano. La prima conclusione dell'anno è larga per quanto riguarda il mediano dei campioni d'Italia, che avranno questa sfida come prologo della prossima, che chiude il girone d'andata in casa al Ciriaci contro la Golbet Calcio 8. Chi si esibirà dopo queste due squadre, sempre qui da Circolo Sport City, contro la Roma Calcio 8 GSA, va giù il numero 3 dell'Atletico Fiumicino ed è calcio di punizione. Manca il numero 3 del Fiumicino sulla lista, è il giocatore che è rimasto a terra. Avremo delucidazioni alla prima pausa sul nome del giocatore, che tra l'altro agisce nel fulcro della manovra dei padroni di casa, che ora passa almeno fino a un certo punto con un lancio. Poi Tinazzi, che oggi deve comandare la difesa in assenza di Conti e Santarelli. C'è subito la fuga del numero 6 del Cotton, il tiro, deviazione in calcio d'angolo. Brando al limite! Brando! Poi guarda là! Al limite! Cazzo, vai a cambiare! Niente, stai lì davanti! Non è che ti devo chiamare, ti toglio proprio! Batterà Matozzo ad uscire. Battiso in aria, la palla è raccolta da Lefevre, che la stoppa, la può appoggiare ancora fuori. La conclusione, il tentativo di piazzato viene però ben intercettato. Allora ricomincia il Cotton. Il numero 8 da questa parte. Si torna al centro da Tinazzi. Matozzo. L'esterno, poi lo scambio, Lefevre, palla a sinistra. In area di rigore, fino in fondo la deviazione di Egizi, poi si salva l'Atletico Fiumicino, prosegue l'azione, da fuori il tiro, deviato, sarà calcio d'angolo. Aspetta, cambiala! Arbitro! Rimessa effettuata su Lefevre, protegge palla, la recuperano bene i padroni di casa. Provano a distendersi, ma manca per esempio la luce in mezzo al campo di Edoardo Dallarmi. Allora il ragionamento con Mosciatti. Si torna indietro e poi a destra, è buona la scalata dentro del capitano, poi se l'allunga alla grande qui sulla sinistra il numero 6 Solinas, prova a scavar dentro Innocenzi, che poi si dimentica il pallone. Gran rischio per il Cotton, che ne esce almeno per un attimo, fase molto confusa della gara in questi primi minuti, squadre congelate dal gran freddo che attanaglia la capitale comunque già da qualche giorno.
aveva appoggiato Mosciatti. Ecco la palla a Maramao, rientra sul destro, ce l'ha, lo fa partire ma è comunque largo alla sinistra della porta difesa da Barrago. Lancio di Tinazzi, letto con facilità dalla difesa dell'Atletico Fiumicino, che poi si invola, un sinistro che parte, altra conclusione da fuori dei padroni di casa. Era stato capitano Mosciatti a tentare. Tinazzi, continue indicazioni dalla panchina dell'Atletico Fiumicino. Chiederemo poi lumi sul numero 8 del Cotton Club. Mentre parte un lancio, la palla è in avanti, Maramao la controlla, interviene ancora bene Tinazzi, Matozzo nell'insolita posizione centrale, di solito parte dalla fascia, eccola che ora la occupa Matozzo, il diagonale, le mani sicure di Egizi che poi rinvia prontamente lungo da Maramao, una situazione già studiata sicuramente dai due che si intendono. Maramao la mette dentro, la palla attraversa tutta l'area di rigore, non rimane vivo l'attacco per l'Atletico Fiumicino, è il Cotton che la recupera con Nolano. Lunghe ora le squadre, attenzione al varco centrale, si libera Blandino, il suo tiro è deviato, palla in corner. Calcio d'angolo Cotton, se ne occupa naturalmente Simone Matozzo, raso terra, palla che sfila dopo un velo e riparte l'Atletico Fiumicino. Qui da sinistra, poi Solinas di prima, praticamente chiude l'1-2 con un giocatore del Cotton, Nolano lo stende. Non arriva il cartellino giallo per Nolano, probabilmente era chiara l'intenzione da parte del 24 del Cotton, che comunque chiede scusa a Solinas, di andare sul pallone. Ragazzi, mi avete segnato 2-7 in lista. Uno è Stefano, Mosciatti è 7. Sono due fratelli Mosciatti. Riccardo non gioca? Sì, Riccardo è 3. Ok. Questo è 7. Risolto l'arcano. Il mancino di Stefano Mosciatti pronto a partire è secco, ma non prende assolutamente nessun giro. Nessun problema per Barrago, ha messo barriera a 4 di fronte a sé. Inizio di gara non a ritmi altissimi, non abbiamo assistito a molte occasioni per ora, ma è un match che promette di poter partire da un momento all'altro a 200 all'ora. Prova a partire, qui Lefebvre, ne ha però molti intorno di uomini, è costretto ad allargarsi, porta comunque a casa calcio d'angolo. Soluzione corta poi abortita da Matozzo, che decide di andare dentro verso il secondo palo. C'è un tocco in area, forse una spinta. Sarà calcio di punizione per l'Atletico Fiumicino. Egizi poi corto. Scambia con il suo compagno in difesa. L'esterno lungolinea, una buona idea su Solinas che cambia di nuovo fronte. Ci mette troppa forza Solinas. E quindi fallo laterale. Innocenzi. Palleggio di Matozzo, poi palla alle Lefebvre. Dialogano stretto quelli del Cotton. Senza uno sbocco facile, per ora funzionano le maglie difensive dell'Atletico Fiumicino. Attento. Anche se forse con una ricerca troppo spasmodica della palla lunga per adesso. Palla lavorata bene fino a un certo punto sulla destra da Maramao, se ne reimpossessa il Cotton che con Nolano va da Matozzo, può allungare la falcata, Matozzo che calcia una deviazione, la base del palo. Poi altro contrasto e l'Atletico Fiumicino riesce a rinviare con un minimo di casualità, ma con un'azione ben portata da Simone Matozzo. Vicinissimo al gol del vantaggio il Cotton. Nolano, schermo a 3 dell'Atletico davanti, allora Tinazzi.
Molano servito da Matozzo, va da Lefebvre, gli rende un gran pallone, deve distendersi, stavolta Egizi, salgono i giri del Cotton. 2 occasioni nello spazio di 40 secondi per i campioni d'Italia, che hanno provato a rompere gli indugi in una gara abbastanza bloccata, con i tiri da fuori. Prima quello deviato di Matozzo, poi qui con Nolano, ancora Matozzo dalla bandierina, la raccolgono fuori, parte un destro, c'è la deviazione, non chiedono fallo di mano quelli del Cotton, palla respinta dall'Atletico con il petto, allora ancora Nolano a prendere la mira, Egizi con mani sicure. Barrago vuole comunque una marcatura attenta su Maramao qualora dovesse ripartire il Fiumicino. Batte Matozzo, addirittura cambiando da Tinazzi che si coordina, una grande idea, ma è vicino a restituire la palla sul corner a Matozzo. Sfera lontanissima dalla porta di Egizi, che se l'è vista brutta in un paio di occasioni, mostrando comunque gran sicurezza, soprattutto nel tuffarsi verso destra. Musciatti. Alungi ha dato ancora sulla sinistra, ora ragiona l'Atletico Fiumicino con l'altro Musciatti, Riccardo, si torna sapientemente dietro da Fognani, gioca con pazienza adesso, come chiamato dalla panchina la formazione padrona di casa, che nella scorsa sfida ha ceduto di misura e praticamente all'ultimo istante ad una Golbet Calcio 8 che ha fatto tanta fatica per portare a casa un 1-0 striminzito contro un Atletico Fiumicino che si dimostra sempre all'altezza contro le grandi di questa Lega. Ricordiamo anche la gara persa di misura contro la Roma alla Stella Azzurra. Occhio a Nolano, sembra ispirato, riesce a dare ancora a sinistra dove attende Lefebvre, gira fuori dal numero 6 Blandino, quindi Tinazzi. Non manca nell'accompagnare anche da centrale difensivo le azioni dei suoi, Matozzo dalla distanza, ma Egizi oggi è davvero molto sicuro. Prestazione volitiva e positiva per ora quella di Matozzo. Qui rischia 2 volte il centrale del Cotton in maglia numero 8, ma alla fine ne esce vincitore. Riesce a dare a Nolano, saltato un uomo, ancora Matozzo, Egizi in 2 tempi. Sommatoria di parate per ora, dal valore effettivo molto alto per l'Atletico Fiumicino, anche discreta cornice di pubblico, considerando che siamo molto vicini allo 0 sul termometro qui di via Alvaro del Portiglio. Li vedete assiepati dal lato opposto, non seduti in tribuna ma più verso la porta del Cotton, che qui rigioca verso Egizi. Per ora una gran sicurezza comunque viene conferita a tutta la difesa dei padroni di casa da un estremo difensore che non fa una piega sui tiri dalla distanza del Cotton, nonostante il terreno sia probabilmente anche indurito dal freddo. Porta palla, non lo vorrebbe il mister, ma Alongi lo fa bene, allora va Solinas. Lato corto Solinas, le sue finte, il gioco di gambe, liberarsi, ma Tinazzi non gli concede nulla. Anzi, ci correggiamo. Concede Tinazzi il calcio d'angolo. Lo stesso Solinas, lunghissimo sul secondo palo, diagonale, Barrago, bravo, era un pallone che schizzava, questo calciato al volo da fuori. Tinazzi, Nolano, in verticale, movimento lungo di Lefebvre, ben portato, poi il tacco da Matozzo, grande azione del Cotton Club. Bellissima giocata di Lefebvre che prima allunga il campo andando dritto in verticale, poi scorge con il terzo occhio che hanno gli attaccanti che sanno giocare con i propri compagni. La corrente Simone Matozzo, che probabilmente è in una posizione più congeniale del solito alle sue qualità, rende sicuramente di più per ora, anche se siamo sullo 0-0 rispetto al solito. Risponde l'Atletico Fiumicino. Stefano Mosciatti va da Ismaele Solinas, giocata in scioltezza ma non facile in mezzo a 2 uomini, se la fa ridare, ancora Solinas dalla media distanza,
vuole ritagliarsi lo spazio per il tiro, non trova però il filtrante, c'è la chiusura di Blandino che poi trasforma l'azione da difensiva in offensiva, correndo sulla sinistra, la riesce a dare ancora a Nolano, stavolta col piede Gizzi, Nolano alla seconda chance, la dà dentro, il Cotton gigioneggia in area e poi segna dopo una grande azione, palla a terra, l'ha messa dentro Blandino, 1-0 Cotton. Presidente, il numero 8 non è segnato, l'8. No, l'8 del Cotton chi è? Abbiamo provato a chiedere delucidazioni sul nome del centrale difensivo del Cotton Club, il giocatore in maglia numero 8, ma non siamo riusciti a trovare risposta. Aspetta, non serve, l'aspetta. Atletico Fiumicino che aveva subito conclusioni e azioni in serie dal Cotton Club, ma aveva provato a rispondere colpo su colpo dall'altra parte pur non creando per ora pericoli fondamentali alla porta di Barrago. Egizio ha dovuto cedere alla fine, qui Barrago si conferma comunque attento spettatore della gara, chiudendo bene in uscita. Riccardo Mosciatti prova la sponda Maramao, contrasto fuori, scusate, era qui Riccardo Mosciatti, ora Fognani torna sapientemente dai Gizi, deve risistemarsi un po' in campo il Fiumicino. La sponda di Stefano Mosciatti, la palla che viene giocata ancora in verticale ma c'è un anticipo imperioso dietro, allora Lefebvre dentro, filtrante, Matozzo, salta un uomo e fa 2-0 per il Cotton Club. Ferale in 2 azioni si porta avanti di 2 reti la squadra dei campioni d'Italia. Maturità e concretezza, l'avevamo detto, poteva essere la gara di Simone Matozzo, per ora lo è, per il gran contributo che adesso va a mettere una tacca anche in zona realizzativa. Deve reagire l'Atletico Fiumicino, uscire anche un po' dal guscio difensivo che avevano provato a creare i ragazzi del presidente Patrizio Mastropietro. Non facile contro un Cotton molto cinico e concentrato per ora, anche se senza moltissimi giocatori fondamentali. Dobbiamo dire che tanti giocatori fondamentali mancano anche nelle fila della formazione padrona di casa, che prova qui con un fallo laterale, ma è attenta come non mai la difesa del Cotton. Pilotato bene il lancio ancora verso Lefebvre, d'esterno a sinistra Blandino, Nolano, salta l'uomo Nolano, l'appoggia e riceve l'1-2, va ancora dentro, una buonissima trama del Cotton, finisce di nuovo da Matozzo dopo il rinvio dell'Atletico. Matozzo di prima, Nolano ancora, nascondono palla sulla 3/4, poi vanno a sinistra, provano a chiudere gli uomini in maglia grigia tutte le linee di passaggio e allora è costretto il Cotton a cambiare fascia andando da Tinazzi. Lefebvre la sponda, non perfetta ma la palla c'era ancora il Cotton. Matozzo è servito da Nolano che gli chiama nel frattempo l'uomo, Matozzo la mette fuori. C'è stata una deviazione, scusate, non l'abbiamo scorta dalla nostra posizione. Lo stesso Matozzo al tiro, con deviazione, altro calcio d'angolo. Andiamo al tiro forte, invece di rallentare. Fa più. Vai meglio di qua. Lei è meglio di là, vai meglio di qua. Vado. Calcio d'angolo Cotton Club battuto fuori. Blandino la controlla, fa partire un gran destro che sbatte sul palo. Ritornano dopo essersi spinti in avanti per il calcio d'angolo i campioni d'Italia. Atletico Fiumicino che non cambia strategia, continua a voler far passare il pallone dai propri difensori direttamente agli attaccanti, ma è uno schermo che funziona, quello sorretto da Nolano che forse si concede una giocata leziosa di troppo, andando poi anche a spingere Solinas. Poteva essere considerato fallo tattico questo di Nolano, è andato a spingere l'avversario che si stava
vanno avvicinando verso l'area di rigore di Barrago. Ci aveva provato prima Stefano Mosciatti, ora sul punto di battuta troviamo Marco Maramao. Barrago ne mette 2 in barriera. Parte Maramao, secco il tiro, anche se probabilmente sarebbe uscito, è deviato, può far partire un contropiede del Cotton, ma Maramao va ad impegnarsi e a guadagnare su Lefebvre, fallo laterale. Alongi, appoggio di Solinas che lotta bene con Nolano. Al confine dell'area di rigore, si chiude poi sul fondo, ma si sta impegnando molto Ismaele Solinas al suo esordio con la maglia dell'Atletico Fiumicino. È un giocatore che abbiamo visto spesso durante gli anni, ma non con molta continuità. Sui campi della Serie A della Lega Calcio a 8, ricordiamo sicuramente la militanza con Checco dello Scapicollo e quella con la Roma Calcio a 8 da parte dell'odierno 10 dell'Atletico Fiumicino, che prende il posto, almeno dal punto di vista numerico, di Edoardo Dallarmi. Prosegue nella sua ragnatela di passaggi il Cotton Club, che sta prediligendo soprattutto la fascia sinistra con Tinazzi che rimane più ancorato dietro. Nolano disegna ancora bene, andando da Blandino. Toccato forse, Blandino va a terra, l'arbitro aveva fatto proseguire, ma è costretto a fermare il gioco. Sportivissimo Riccardo Mosciatti va a spiegare il motivo del fallo. Si erano allacciati praticamente con gli scarpini, hanno avuto il contatto e si sono dati il 5 Blandino e Mosciatti. Partita che si sta svolgendo in un clima al 100% pacifico per ora. Lefebvre, gli lasciano lo spazio, vuole entrare il principe. Lo attendono però al limite dell'area i 3 buttafuori dell'Atletico Fiumicino in difesa. La ripartenza è ancora frustrata e la palla è persa sulla tre quarti, ne ha lasciate molte lì. I padroni di casa con Nolano, ancora Nolano che calcia sulla schiena di un avversario, l'azione è ancora viva, Blandino, tacco, dentro, l'appoggio sull'esterno della rete da parte di Innocenzi. Il rinvio di Egizi, controllato da Tinazzi, che poi va giù. Calcio di punizione, ma era stato chiesto time out dal Cotton Club, quindi pausa per noi. Tinazzi e Nolano sul punto di battuta del calcio di punizione per il Cotton Club. Pizzuti è l'uomo adesso in possesso di palla. Abbiamo risolto anche l'arcano riferito al numero 8 del Cotton Club, che per ora, nonostante tantissime assenze, sta giocando in estrema scioltezza, ce lo stava confessando con estrema sincerità ed umiltà il presidente dell'Atletico Fiumicino, Patrizio Mastropietro, quando Nolano ha provato a buttare giù la porta, non c'è andato lontano, palla alta. Gli avevano rimproverato durante il time out di essere troppo compassato in zona gol, ha provato a scagliare di potenza Nolano. Il discorso che facevamo prima velocemente durante il time out chiesto dai campioni d'Italia del Cotton Club, dal presidente dei campioni della scorsa Serie A2 dell'Atletico Fiumicino, riguardava proprio l'estrema tranquillità, anche se qui Barrago va a sbagliare, che il Cotton Club sta mettendo in atto nel controllare una partita assolutamente non scontata in casa di una squadra molto in palla, in forma e sicuramente carica per l'appuntamento, anche se senza molti dei suoi titolari, come l'Atletico Fiumicino. Lo vediamo anche dalla grande confidenza con la quale si trovano davanti i giocatori del Cotton Club in questi primi minuti. Palla larga, prova a scattare Stefano Mosciatti. Si è allontanato il pubblico che si era avvicinato nel pre-match. Palleggio Atletico Fiumicino, un po' rischioso dietro. Se ne accorge Lefebvre, anche se riescono a passare bene stavolta i ragazzi padroni di casa, correndo sulle fasce con un paio di 1-2 che si chiudono una palla sul secondo palo, dove l'anticipo di Tinazzi toglie una grande occasione all'esterno sinistro, per una volta Maramao. Ancora Maramao, cede palla al compagno, il cross è troppo lungo, il numero 16 Puleio non ha preso ancora le misure, gli chiamano un tiro in porta.
grandissima confidenza per ora dimostrata dal Cotton Club, nonostante l'assenza di moltissimi titolari. Si trovano a meraviglia davanti di prima o al massimo con 2 tocchi i ragazzi campioni d'Italia. Manca il contatto con la sfera Solinas, quindi Nolano, Lefebvre, destro che parte e Gizzi con 2 pugni chiedono un fallo di mano. Si continua a giocare, il contropiede è vivo per l'Atletico Fiumicino, almeno fino all'intervento in scivolata di Innocenzi, che ne ritarda l'azione ma non può impedire che arrivi la palla a Mosciatti. Il salvataggio ottimo proprio in chiusura del primo tempo. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità? Ci sei, portiere? Tutto pronto per la ripresa delle ostilità qui a Circolo Sport City, il vantaggio per 2-0 del Cotton Club contro l'Atletico Fiumicino. In una gara che si preannunciava non facile per i campioni d'Italia, non lo è stata almeno nei primi minuti. Poi la grande confidenza, ci ripetiamo ancora, forse essendo stucchevoli, dimostrata soprattutto nella manovra offensiva del Cotton, sta facendo la differenza. Si trovano a meraviglia giocatori che di solito non disputano gare da titolari e soprattutto con questa disposizione. Anticipo secco per esempio da dietro ora di Pizzuti, il Fiumicino inizia meglio però qui nella ripresa, va a crossare dentro, è sempre Pizzuti a mettere in calcio d'angolo. Il calcio d'angolo è battuto teso, c'è una deviazione, ma occhio al neo entrato Forcina che prova subito ad andarsene di potenza, estende la falcata, non è caldo ma non si vede, anche se arriva poi la chiusura puntuale di Puleio con coraggio, ha tenuto il passo di Forcina, è andato ad anticiparlo. Ripartono i padroni di casa che hanno probabilmente molto più da recriminare nell'altra sfida che li opponeva ad una grandissima della Serie A come la Golbet Calcio 8, sfida decisa all'ultimo dalla rete di Maroder dopo un paio di episodi abbastanza controversi e una gara che probabilmente avrebbe avuto la sua conclusione più logica in un pareggio. Qui la palla è malamente persa, allora attenzione ancora da fuori. Sfera allargata che attraversa tutta l'area di rigore sul cross di Tinazzi, vicini a chiuderla quelli del Cotton. Lungo lancio. Pizzuti va a chiudere su Maramao che prova a coprire col corpo. Contro 2 uomini non può molto se non guadagnarsi comunque un fallo laterale, andando a raccogliere lungo, alzando un campanile altissimo, controllato da quest'altra parte, bene, da Mosciatti, azione però dal difficile sviluppo, quella dell'Atletico Fiumicino che giustamente continua a crederci, siamo solo all'inizio della ripresa. Chiude qui sotto la nostra postazione il numero 6 del Cotton. Controllo. Poi Stefano Mosciatti. Assist dentro, c'è lo spazio almeno fino ad un certo punto, non si leggono benissimo i numeri rossi, i dettagli rossi dei numeri sulla maglia grigia dell'Atletico che qui continua ad attaccare, è buono il dribbling, anche l'entrata in area di rigore al vertice, non molla Innocenzi, ci avevano provato sull'iniziativa di Micheli. Al lato corto dell'area di rigore ancora l'Atletico Fiumicino con una Forcina che probabilmente ha richiamato di nuovo il cambio di Lefebvre. Sì, sta chiedendo a Lefebvre di scaldarsi, forse qualche noia muscolare per Forcina che non aveva iniziato comunque da titolare. Mosciatti calcia contro Nolano, Matozzo gioca una gran palla lungo la linea del fallo laterale su Forcina. Quindi da dietro Tinazzi, il cambio di fronte lunghissimo. Manca il controllo, il numero 6 del Cotton Club. Non era facile, in iperestensione qui. Filtrante, ottimo e Alongi. Perde il passo proprio al momento propizio con Innocenzi che chiudeva. Gara che vive di strappi.
con il Friddo che credevamo grande protagonista. Il protagonista qui invece è Matozzo, che dà una gran palla a Forcina. Tiro sull'esterno della rete. Maramao, che è venuto basso a prendere il pallone, vuole dare qualità all'impostazione dell'Atletico Fiumicino, poi tenta il filtrante. Chiedono in due, quelli del Cotton, ancora Pizzuti. Molto puntuale. L'Atletico va da Mosciatti. Micheli, pressato da due uomini Micheli, è costretto a retrocedere. Trova ancora a sinistra Riccardo Mosciatti, sfida tra numero 6. Scusate, è Alongi. Nolano contrasta sul passaggio abbastanza telefonato dell'avversario e prova a spingere il contropiede, andando dentro da Forcina, lato corto, controlla, doppio passo, ancora fuori. Nolano, l'appoggio, Matozzo, il sinistro fuori. Incredibile. Si sono un po' specchiati in questa azione quelli del Cotton Club, fintando forse troppe volte la conclusione, con Nolano che avrebbe potuto appoggiare senza problemi, ha dato invece senza problemi no, perché comunque Egizi avrebbe fatto di tutto per non far capitolare per la terza volta la sua porta. Ha appoggiato a Matozzo, che commette l'errore più grave per ora della sua partita, la migliore da quando lo vediamo giocare con la maglia del Cotton Club, non mettendo in rete il gol che avrebbe chiuso la gara. Pizzuti, puntualissimo in chiusura, da fuori Puleio però, ancora Fiumicino, ad attaccare, ma sta giocando una grandissima gara a Nolano in tutte le zone del campo. Pizzuti, Innocenzi, lancio pilotato in avanti da Innocenzi con Forcina che stoppa e palleggia nel cerchio di centrocampo, ancora Nolano, Matozzo, Nolano, d'esterno da Forcina, ancora da Nolano, quindi Matozzo, Tinazzi, Matozzo, rientra Matozzo, gran conclusione, super parata di Egizi. Bravo Alfredo! Attendevamo anche l'indicazione dell'arbitro per scorgere la deviazione di Egizi, che comunque è stata abbastanza netta, ma potentissimo il tiro di Matozzo. Egizi che tra primo e secondo tempo stava ammettendo la gran forza del Cotton Club, ha provato comunque a caricare i suoi compagni, basterebbe una rete per riaprire una gara che invece, almeno sotto il profilo emotivo, per ora sembra abbastanza chiusa nel punteggio. Blandino torna da Innocenzi. Sale Innocenzi verso Lefebvre, sponda di testa, scusate, era Forcina. Chiamano un lungo lancio in avanti, c'è il movimento ad allargarsi di Maramao, le sue finte, prova a portare fuori Tinazzi, poi crossa dentro, non c'era assolutamente nessuno se non Mosciatti, ma sull'altra fascia. Buco difensivo, ma ha commesso fallo Forcina, che tra l'altro l'aveva infilata d'esterno sotto la traversa. Il rinvio di Egizi, di testa Pizzuti, ringhiava dietro Tinazzi. Nolano, eccolo Nolano. Innocenzi fa scorrere quindi Blandino. Appoggio Innocenzi di prima Forcina a premiare la sovrapposizione del compagno che vuole andare fino in fondo. Egizi rischia, ma poi se la cava bene con i piedi, servendo alla fine Matozzo. Se la trascina in fallo laterale, leggerezza la prima della gara del portierone dell'Atletico, che sotto 2-0 sta rischiando più in fase d'uscita col pallone e in impostazione che per le azioni del Cotton Club, comunque già in un paio di occasioni ad un passo dal 3-0 che avrebbe chiuso il conto. Con grande anticipo, manca comunque più di un quarto d'ora al termine. Tinazzi, Nolano, la solita sicurezza nell'andare da Innocenzi, rasoterra ma ben letto da Mosciatti, quindi Ferri anticipato da Riccardo Mosciatti.
Micheli vince il contrasto, Nolano forse l'aveva messo a terra, ma sì, prosegue, intervento sul pallone, allora Forcina se l'allunga, prova il destro, comunque alto sulla traversa, ma dimostra di non avere quei problemi muscolari denunciati prima. Forcina, anticipo secco di Innocenzi, che poi vuole forse dribblare, un uomo di troppo anziché tirare, fallo laterale, battuto, salza un po' il ritmo della gara, Matozzo, a destra, Tinazzi, prova anche lui, l'arbitro ha dato calcio d'angolo, ma era netta la deviazione di Forcina. È costretto a uscire dal campo Matozzo per andare a recuperare il pallone che era andato ad infilarsi nel mostro architettonico all'interno di Circolo Sport City. Un quarto d'ora circa al termine del match. Egizi. Doppio colpo di testa, ancora Cotton, ancora Nolano, Tinazzi, altra buona azione la sua, incespica un po' Matozzo, perde un tempo di gioco, poi va l'uomo della sicurezza Nolano, quindi Blandino. Il numero 6 del Cotton entra in area di rigore, va a terra. Rinvio di Egizi, ha provato in acrobazia Solinas. Il dialogo con Maramao che non può chiudersi perché in zona arriva Innocenzi. Subito fallo in questo caso, il 44 del Cotton. Lancio di Tinazzi. Colpo di testa, poi Riccardo Mosciatti al centro del campo, dietro da Fognani. A Ferri accanto a sé, sceglie di rischiare, ma fa bene perché va da un giocatore che ha gran proprietà di palleggio. Allora cross dentro, Barrago, gran riflesso su Maramao e poi la blocca in volo. Gran riflesso di Maramao, Stefano Mosciatti al centro del campo, servito da quella palla tesa, poi è andata direttamente sulla testa del centravanti dell'Atletico Fiumicino. È la gara che poteva fatalmente riaprirsi per un Cotton che per ora non riesce a chiuderla, seppur con grande facilità nell'attaccare, nel dialogare, ancora una volta fino a Forcina, che poi vuole fare ancora tutto da solo, palla altissima. Mosciatti. Finta il passaggio, poi se ne va con un pregevole dribbling. Può appoggiare a sinistra sulla salita di un compagno e scegliere poi il cambio di fascia, dove attende Ferri. Ferri e Mancino lo conoscono quelli del Cotton che lo attendono su quel piede. Allora di nuovo Fognani dietro. Altro time out chiamato dalla panchina del Cotton Club al prossimo possesso, al prossimo pallone che uscirà, o gioco fermo. Solinas. A testa alta, vede il movimento di Maramao, la sponda era una grande idea ma non riesce, allora l'onnipresente Nolano a salire ancora una volta, a testa alta, palla forse troppo docile dal numero 6 che si invola, dribbling, gran giocata fino in fondo, Blandino poi cade a terra. Stefano Mosciatti chiama il movimento a Maramao, un 1-2 che si chiude, poi Mosciatti, volo plastico di Barrago, la palla finisce lontana dalla sua porta sul time out per il Cotton Club. Una decina di minuti e spiccioli al termine della gara, il Cotton Club è in vantaggio per 2-0 sull'Atletico Fiumicino, con la palla che viene servita a Forcina e viene data a Simone Matozzo, uno dei migliori in campo in una gara che stava per riaprirsi qualche minuto fa. Attenzione a Forcina che la chiude, stava per riaprirsi la gara sul colpo di testa di Maramao, ci ha sentito Forcina che dalla distanza fuori area fa 3-0.
Di punta Forcina chiude la gara, l'aveva chiesto Maurizio Giuseppucci in panchina, la gara non era assolutamente chiusa, anche perché l'Atletico Fiumicino è formazione che ha negli attaccanti e nei centrocampisti offensivi, anche se oggi ne mancano davvero tantissimi, dobbiamo dirlo, Flore e Dallarmi su tutti, giocatori in grado da qualsiasi posizione e in qualsiasi modalità d'azione di poter fare male. A una porta comunque difesa bene da Barrago nell'unica occasione seria in cui è stato chiamato in causa in questa ripresa. Quella deviazione di testa di Maramao non è stato 1-2, Cotton che poi ha chiamato una quarantina di secondi dopo il time out ed è andata a chiudere forse meritatamente una gara ben condotta davvero, soprattutto grazie a una ritrovata lucidità di tanti elementi chiave, di nuovo al centro del progetto Fabrizio Nolano. E si è visto oggi sia in fase difensiva che nella cucitura delle azioni decisive per il 2-0 maturato nel primo tempo, quanto il numero 24 fosse importante all'interno dell'economia di questa squadra che gioca senza Conti e Zamperini ma ha gran solidità in difesa e ha un Barrago che qui coglie un compagno lungo la fascia destra direttamente col rinvio. È Matozzo, anch'egli di molto migliorato rispetto alle ultime uscite. Nolano, ancora lui. Appoggio di Matozzo, da destra il tiro cross. La solita sovrapposizione, stavolta di Forcina, non ci sono giocatori a chiudere sul secondo palo se vogliamo proprio trovare una pecca a questo Cotton Club. Lungo lancio. Tinazzi. Barrago. Pizzuti. Ancora Barrago che gioca al posto dell'infortunato Santarelli. Forcina prima con la coscia ma poi forse anche volontariamente con un braccio. Stefano Mosciatti a centrocampo, si distrae in proteste Forcina. L'Atletico vuole almeno segnare il gol della bandiera contro i campioni d'Italia, da campioni della Serie A2 in carica. Occhio a Ferri, l'appoggio fuori, lo schermo di Nolano oggi perfetto in quasi tutte le sue giocate ed è ancora lui a chiudere, poi a stoppare ed in mezzo a due a lasciarla lì, ma ha subito fallo. Che prestazione oggi di Nolano. Pizzuti, da Barrago, ancora Pizzuti. Lancio, Forcina la addolcisce per Matozzo che non può arrivare. Stefano Mosciatti ci crede, va, salta un uomo, ha un assist buono da Solinas, perde l'attimo per il tiro, poi va a terra sulla pressione comunque regolare di Forcina che è giunto fino in difesa ad andare a riconquistarsi il pallone forse da lui perso. Allora Forcina con la suola da Nolano, di prima da Blandino che prima ha tentato lo slalom gigante, stava per segnare il gol dell'anno forse alla prima gara dell'anno Blandino che aveva lasciato lì con un dribbling funambolico tutta la difesa dell'Atletico. Altro lungo lancio ancora su di lui. Che stop ragazzi di Blandino. Matozzo, ancora Matozzo, c'è deviazione su un piede che non piace mai ai portieri. Si sarà arrabbiato dentro di sé anche Egizi per questa caviglia lasciata lì un po' moscia dal difensore dell'Atletico Fiumicino. Per fortuna il pallone non va a spiazzare l'estremo difensore, uno dei migliori di tutto il girone d'andata sin qui giocato. Forcina, dialogo stretto con Tinazzi, poi Nolano, anticipato, ma Forcina vuole il destro, colpisce Nolano che si sostituisce ad Egizi. Stefano Mosciatti, Giuseppucci prova a tenere alta la tensione dalla panchina. Mosciatti, ancora lui, ha di fronte a sé Blandino, va a sinistra, poi un cross col petto in scioltezza Nolano e la palla è ancora per lui. Blandino, Tinazzi, Nolano con spazio va da Blandino, si è allargato Forcina, poi torna dal numero 6, quindi Matozzo
Matozzo, Nolano in surplus, addirittura qui non pressavano quelli dell'Atletico. Stefano Mosciatti prova ad andarsene, vince un paio di rimpalli, non il terzo, sfera in fallo laterale per i campioni d'Italia. Battuta la rimessa velocemente da Innocenzi, allora Nolano, servito, Nolano prova ad accentrarsi, non si intende con Forcina, tunnel, secco, subito da Forcina, allora contropiede possibile per l'Atletico Fiumicino con Stefano Mosciatti, servito tutto largo a destra, deve rientrare sul Mancino che è il piede preferito, sceglie invece la sovrapposizione di Apuleio, Barrago con un piede. E poi Apuleio ancora al cross, lungo, verso Maramao, interviene Tinazzi, che chiude bene, e scava la palla, però ancora per gli avversari, ancora Barrago con mani sicure si rifugia in calcio d'angolo. 5 minuti circa al termine, corner Atletico Fiumicino, battuto ma respinto in rimessa laterale. Se la ride Forcina per il tunnel subito. Rimessa laterale, colpo di testa di Nolano, poi tiro deviato che sibila vicino al palo, ci ha provato ancora Mosciatti. Calcio d'angolo battuto velocemente, palla che passa, deve intervenire Pizzuti. Distrazione generale del Cotton Club, che sente già sua questa gara, ma il triplice fischio non è ancora giunto. Sfera che scorre sul secondo palo, chiude Matozzo. Bravo anche nei suoi ripiegamenti difensivi oggi. È finita? Soffre il freddo il presidente dell'Atletico Mastro Pietro quando viene battuto un calcio d'angolo dalla sua squadra. Ci chiede quanto tempo manchi, perché a livello del campo si gela praticamente come qui in Torretta, non sente il gelo. Mosciatti che vuole comunque dar dentro a un suo compagno, 1-2 che non si chiude, altro grande intervento stavolta in difesa di Blandino. Nolano, con spazio Nolano da Forcina, doppio passo di Forcina. Ancora lui, prova ad entrare con due tocchi di suola, poi il tiro, la stoppa Nolano, Egizi, ma la palla entra sul tacco del 24 che corona una delle sue più belle prestazioni col gol del poker. Sopraggiungeranno a brevissimo anche i giocatori di Golbet Calcio 8 e Roma Calcio 8 GSA, protagonisti dell'altra gara che animerà questa serata della penultima giornata del girone d'andata Serie A della Lega Calcio 8. Per ora 1-0-4 perentorio del Cotton Club sul campo dell'Atletico Fiumicino, che probabilmente voleva presentarsi con altre premesse a questa gara, ma che con troppi giocatori titolari fuori non ha potuto dire la sua. Pizzuti al lancio, anticipo di Ferri, una manciata di minuti al termine con Micheli che ci prova, deviazione di Pizzuti che poi chiude alla grande, non guadagna fallo laterale perché comunque il capitano dell'Atletico Fiumicino è l'ultimo a mollare e prova a tenere insieme a suo fratello qui Riccardo Mosciatti. Ora Stefano Manolano ancora a mettere il piede con gran voglia oggi Nolano. Ferri, triplice, fischio del direttore di gara. Il poker del Cotton Club apre il 2017, un ottimo modo per prepararsi al big match contro la Golbet Calcio 8. L'Atletico Fiumicino ci ha provato, ma con tantissimi titolari fuori non poteva davvero fare di più.